Una giornata di festa per il 60° dell'Avis e della Fidas. Abbiamo sia l'Avis che la Fidas. Come sta andando? Intanto di dietro le spalle sentiamo la musica. Sì, ci sono le Girlesque, un gruppo di ragazze che animano un po' i Carugi, e nel frattempo noi diamo i nostri volantini che invitano alla festa e nel contempo ricordano un po' la storia delle nostre associazioni. Stamattina è iniziato alle 10 con una santa messa in ricordo dei volontari deceduti. Sì, dei volontari sia defunti sia vivi, ecco, è doveroso ricordare coloro che prima di noi hanno testimoniato il valore della solidarietà sociale attraverso la donazione di sangue. Avis e Fidas ormai è una stessa cosa. Sì, il tempo del campanilismo ormai è finito, sono diversi anni che noi collaboriamo. Avevamo già festeggiato il 30ennale, poi il 40ennale, adesso siamo arrivati addirittura a 60 anni di fondazione delle nostre associazioni. Collaboriamo sempre anche nelle scuole, ci dividiamo le scuole dove quando andiamo a fare la propaganda ai nostri giovani. Noi abbiamo bisogno di giovani perché, l'ho già detto, ripetuto, la Liguria è una regione di anziani e noi rischiamo di finire in Liguria in carenza di sangue, proprio perché ormai la popolazione ha sempre più bisogno invecchiando, ha sempre più bisogno di sangue e noi, i giovani, abbiamo bisogno di loro. Intanto sentiamo l'applauso dopo questo primo pezzo musicale. In termini di numeri, cosa significa oggi come volontari nel nostro comprensorio a Chiavari? Noi abbiamo un discreto numero di donatori, abbiamo circa 1200 iscritti alla nostra associazione. Il problema semmai lo abbiamo nei dirigenti, nei volontari che organizzino queste raccolte di sangue e mandino avanti l'associazione. Il problema è tutto lì. Siamo sempre meno e la mancanza di giovani è il nostro vero limite. I vostri volti sono ormai storici nelle associazioni, Pio? Grazie della gentilezza di chiamarci storici. Sì, siamo storici, è da tanto tempo che ci occupiamo e facciamo questo servizio all'interno delle associazioni. Purtroppo, come diceva Renzo, c'è un po' di difficoltà nel riuscire a trovare dei sostituti giovani. Noi ci diamo da fare soprattutto, come diceva Renzo, nelle scuole, perché testimoniando il valore che portiamo avanti col nostro esempio, qualcuno venga fuori per sostituire soprattutto la parte dirigenziale dell'associazione. Qual è il vostro record di donatori? Noi abbiamo un donatore che ha superato le 320 donazioni, penso che ne abbia 326, forse un primata a livello mondiale, penso. È di Chiavari? Sì, non è di Chiavari, è il nostro entroterra dalla Fontana Buona. Possiamo, con la privacy non si sa, però penso che diciamo solo i nomi di battesimo. Sì. No, noi avevamo Raimondo che erano 300-350 donazioni marcate, ma poi quelle che ha fatto in incognita anche quando non c'erano una selezione e un controllo così preciso come c'è adesso. Lui avrà superato le 400 donazioni, ora è in pensione anche lui, ma comunque le donazioni più importanti non sono i numeri grossi, sono le prime donazioni, perché le prime donazioni sono quelle che permettono di vincere, di superare tutta la diffidenza, le false paure, i falsi miti che ci sono dietro alla donazione. Uno si accorge che è una cosa semplice, si rende conto che col sangue donato salva una vita e poi entra nella routine di considerare il dono come una cosa normale. Qual è l'età minima per iniziare? Sono 18 anni, dai 18 ai 70. Adesso la vita si è allungata anche il periodo con cui si può donare.
Io volevo approfittare di questa occasione per presentare un socio fondatore che a Chiavari è molto conosciuto, e se noi siamo qui oggi il merito è anche dell'ingegnere Sergio Poggi, socio fondatore. Allora lo salutiamo, Sergio, già sindaco del comune di Chiavari, allora un donatore fondatore. Sì, non tanto come numero di donazioni, perché sono di un gruppo un po' particolare, AB negativo, siamo il 5% della popolazione del nord Italia, quindi abbastanza raro che ci sia bisogno. Però devo dire che ho vissuto un'esperienza straordinaria che ha portato forse a dare il contributo alla fondazione del gruppo di Chiavari. Quando ero studente universitario, durante una lezione del professor Togliatti, fratello di Palmiro, a San Martino, è arrivato un infermiere che cercava con urgenza un gruppo AB negativo come il mio. Naturalmente ho dato la mia disponibilità, mi hanno portato a San Martino, c'era un giovane che per un incidente era in coma profondo, erano in dubbio di riuscire a salvarlo, mi hanno sdraiato di fianco a lui, allora le trasfusioni avvenivano da braccio a braccio. E insomma mi hanno collegato con lui e dopo 2 o 3 minuti questo giovane si è mosso, ha aperto gli occhi, è stata un'emozione assolutamente straordinaria e da lì mi sono anche convinto della necessità di cercare di organizzare meglio anche nel Levante Ligure la donazione di sangue e quindi con altri 18 donatori, potenziali donatori, soprattutto abbiamo costituito l'associazione chiavarese donatori volontari del sangue e quindi è stata una bellissima esperienza, però quella che è stata la molla che è stata veramente questa esperienza di San Martino. Bene, allora la festa continua oggi, cosa è prevista ancora, Pio? Sì, continua, alle 7:30 c'è la distribuzione gratuita della focaccia di Recco in collaborazione con Tonsini del consorzio della focaccia di Recco. Poi per digerire c'è uno spettacolo di cabaret con i Pirati dei Carugi. E allora diamoci appuntamento, al di là di tutte queste belle giornate di festa, bisogna motivare i giovani soprattutto. La nostra speranza è quella, speriamo oggi di farci sentire. È tutto lì, io spero proprio in quello, perché altrimenti è finita qua. Ecco, in genere nei giovani viene coinvolto chi pratica sport, chi è uno sportivo per girare nelle scuole così. Voi avete già pensato a questo? Guarda, chi pratica sport meno degli altri, perché hanno paura, c'è la mentalità che donando sangue si perdano potenzialità, dimenticandosi, glielo spiego, che si può anche donare il plasma che ti lascia intero tutti i tuoi globuli rossi, quindi tutta la tua, diciamo, forza fisica, donando un plasma di cui ci sarebbe ancora più bisogno che di sangue. Ecco, al di là di coinvolgere i giovani a donare, ma anche come testimonial. Anche, speriamo che qualche testimonial, noi sinceramente avevo provato a coinvolgere qualcuno, non posso fare nomi, però ho avuto dei problemi, in quanto essendo degli sportivi a livello nazionale c'è il problema del doping, quindi sono sempre praticamente sotto controllo. Una donazione di sangue potrebbe sballare i loro valori ematici e quindi rischiare una squalifica. Questo è anche un limite che ci pone la legge degli sportivi. Vabbè, allora ogni strada va tentata, Pio. Qualsiasi strada va tentata e soprattutto ricordiamo ai giovani che donare il sangue è bello, è un'esperienza soprattutto che serve a decidere come impostare la propria vita, se su valori di solidarietà ai quali siamo coinvolti in prima persona. Non bisogna aspettarsi dagli altri, dalle istituzioni, dal governo, dai politici le risposte ai problemi del bisogno umano. Siamo noi stessi a doverlo fare. Siamo con il numero 1. Sì, come dicevo prima, abbiamo il numero 1 della nostra associazione. Penso che sia uno, se non il numero 1 a livello nazionale, De Benedetti Giuseppe, 327 donazioni. Number 1. Più o meno.
Ma quando è iniziato? Il 17 febbraio del 74, giorno di austerità. Chi l'ha portata a fare la prima donazione? La prima donazione mi ci ha portato un mio cugino, che ormai è andato avanti. L'ha fatta a Cicagna perché allora facevano le raccolte a Cicagna e mi erano venuti a prendere con l'ambulanza a casa perché era il tempo di austerità. È un po'. E in tutti questi anni lei non ha mai perso questa voglia e questa, insomma, anche voler fare il bene dell'altro? Va bene, quello sì. Il tempo me lo sono sempre dedicato. Posso dire una cosa, quando si era rotta una gamba ha continuato a donare anche in quel periodo lì, perché non era stato operato, quindi anche con una gamba ingessata ha continuato a donare. Ti ricordi? Sì, del 2000. E cosa può dire ai giovani? Di cominciare, di andare avanti, che tanto non succede niente. Lei adesso continua? Certo, ormai più per poco perché ho ancora 5 anni di buono. Dice che... vabbè, ma allora ne può ancora aggiungere. Speriamo. L'importante è che non stiamo male. Se stiamo in salute come adesso andiamo avanti. Ma credo che donare il sangue fa star bene. Ma penso di sì. Io fino adesso sono sempre stato abbastanza bene. Che lavoro fa? Ho sempre fatto l'autista, adesso faccio il dipendente INPS. È bella questa, dipendente INPS. Comunque qui c'è la moglie che si nasconde, che anche lei penso che non sia proprio come donna, penso che sia il numero uno anche lei. Anche lei è donatrice? Certo. Allora la signora la conosciamo in diretta, venga qua. Lei si chiama? Millanta Rita. Rita. Allora, lei invece quanti anni sono? Si mette un po' a favore di telecamera. Ecco. Un po' meno anni, ne ho solo 133 rispetto a mio marito. Comunque ho anche contribuito a fare due figli che anche loro sono donatori, quindi... Una famiglia di donatori? Sì, anche mia sorella, mia nipote, insomma, cerchiamo di fare... E lei perché ha cominciato? Ho cominciato forse perché sono stata un po' ispirata da mio marito e poi anche perché è una cosa utile, si fa del bene agli altri, intanto si fanno le analisi, si è sempre controllati. Bene, allora salutiamo la signora e allora andiamo avanti, ancora per 5 anni, perciò quando ne dà 4 all'anno? Anche 7, 8. Anche 7-8, perché prima dicevano uno ogni 3 mesi. Sì, ma poi io faccio la feresi e allora la puoi fare anche tutti i mesi. Dunque io ne ho fatto 15 in un anno. Beh, allora aggiungiamo 50 ancora, 3, insomma arriviamo vicini ai 400. Beh, ci fermiamo a 3,50, dai. Facciamo già un bello... Assolutamente. Guardo, Bene, allora buona continuazione. C'è gente come Giuseppe che non riusciamo ad andare avanti. Buon esempio. Siamo sempre con dei volontari, qua abbiamo uno sportivo. Anche un pochettino, uno sportivo un po' attempato, ma facciamo quello che si può, quello che ci è concesso dall'età. Insomma, ne vieni da una maratona di ieri? No, ieri ero di servizio anche lì come volontario a un incrocio. Una maratona la faccio sabato prossimo in notturna da Monza a Resegone, la Monza a Resegone. Come mai non hai fatto quella di Chiavari? Perché ero di servizio a dare una mano sulla strada. Hai sostituito la... Sì. Come oggi diamo una mano volentieri, ma senza faticare.
Dimmi un attimo, cosa diciamo dell'Avis? Tu volontario da quanto? Volontario da quando sono andato in pensione, da 6 anni, donatore da una vita, da tantissimo tempo, fin da ragazzo, quindi ho fatto una serie di donazioni abbastanza importanti e adesso da pensionato dedico anche un po' di tempo come volontario come questa sera. Per te? Io ho 60 anni, ho iniziato a donare da 18 anni tramite un volantino che mi è stato distribuito a scuola. Più di 100 donazioni, ma quello che è importante è che mia figlia è donatrice anche lei. Questa è una bella storia, come è andata? Ripetiamola bene. Ho iniziato a 18 anni. Quando? Per quale motivo? A scuola, distribuzione di un volantino, come facciamo abitualmente noi nelle scuole, specialmente quelli dell'ultimo anno, quelli che fanno la maturità, e leggendo ho trovato giusto questo messaggio e sono subito andato a farlo. La prima donazione ancora prima di iscrivermi per la patente. E poi hai trasmesso questo? L'importante è appunto che mia figlia è donatrice effettiva, anche lei dell'associazione che Varese Donatori Sangue. Mio figlio lo dà una volta ogni tanto perché è allergico, quindi c'è problemi di allergie, però è importante quello, che il messaggio passi e che quello che facciamo noi è andare nelle scuole facendo concorsi anche alle elementari, facendo insegnare tutto quello che è possibile che passi il messaggio è importante, perché lo facciamo per quello. È giusto iscriversi a un'associazione, non fare solo la donazione anonima, ma venire in un'associazione per promuovere questo messaggio, perché il sangue è insostituibile. E abbiamo qui la presidentessa. Quindi donate, donate e donate. Bene, bravo. Allora con la tua testimonianza ricordiamo anche che il vostro impegno di andare nelle scuole serve. È utilissimo andare alla gente e andare a trovare la gente, e per questo non c'è solo il centro trasfusionale, ma ci siamo tassati, abbiamo fatto 2 emoteche, una che viene da Genova, una fatta esclusivamente per il Tigullio, che quindi vai a cercare la gente, quelli che non hanno il tempo di venire li vai a cercare te. Vai a Santo Stefano d'Aveto, giri e porti sangue, che è utilissimo. Bene, bene, grazie. Allora andiamo dalla vicepresidente, ci giriamo un po' con le spalle, tanto così vediamo le musiciste che... Ecco, va bene, dai. Vicepresidente, ma sei giovanissima. Sì. Come hai conosciuto l'Avis? Ma diciamo io sono in Avis da 20 anni, cioè da quando ne ho compiuti 13. Banalmente volevo fare qualcosa di utile e l'Avis aveva la sede nel palazzo dove io abitavo. Sono andata a chiedere, mi hanno subito, è arrivata la Presidente. Allora, salutiamo in diretta. Buonasera Presidente. Mi hanno subito assoldata e poi nell'ultimo decennio mi hanno anche fatto fare da Vicepresidente. Però ora possiamo far parlare la Presidente. Consigliere, Vicepresidente. Allora intanto salutiamo la Presidente che si chiama? Sofia Fattore. Eccomi, siamo qua. 60 anni? Io no, Ah, no. Me li porto bene. Sì. 60 anni di Avis e di Fidas, certo, un traguardo importantissimo. C'è qualche associazione in Italia più vecchia di noi, però comunque 60 anni sono veramente tanti. L'Avis nazionale quest'anno ne ha compiuti 90 e la nostra mission è quella di fare divulgazione sulla donazione di sangue, come credo vi avranno già detto gli altri. Siamo qua per questo questa sera, per ricordare a tutti l'importanza di andare a donare, di salvare delle vite, e però lo facciamo con un momento di festa, quindi siamo tutti qua insieme a fare festa. Quindi venite, accorrete in tanti, gli spettacoli sono gratuiti, c'è la focaccia di Recco alle 7:30 a breve, adesso le ragazze stanno suonando in piazza, per noi c'è una street band, e poi questa sera i tanto desiderati da me, Pirati dei Carruggi. E insomma raccontiamo invece un po' la storia della Presidente. Tra l'altro le manca la maglietta dell'Avis. Non mi stava bene, non l'ho messa. Ho capito. Se l'è messa Alice che le sta meglio. Va bene. Allora, io sono di Novara, abito qua da 8 anni e appena venuta qua facevo già volontariato nella mia città
e qua ho sentito il desiderio comunque di continuare in questo mio percorso e ho trovato questa associazione che mi ha subito accolto a braccia aperte, mi hanno subito coinvolto. Io ho detto potrei fare, e subito mi hanno coinvolto a fare delle cose e in tempi brevissimi ho avuto l'onore di diventare presidente, che è una bella soddisfazione perché si possono insomma mettere la propria passione e la propria voglia di fare a disposizione degli altri e della comunità. Sono donatrice come anche Alice, quindi i donatori di sangue sentono il legame con l'associazione forte e quindi insomma ci divertiamo, facciamo tante cose ma lo facciamo sempre divertendoci. Chi volesse venirvi a trovare, chi volesse così informazioni sul donare sangue, come bisogna fare dalle nostre parti? Dove siete? Allora, noi ci trovate tutte le terze domeniche del mese in piazza con la nostra autoemoteca. Noi oltre a fare divulgazione raccogliamo anche il sangue, offriamo l'opportunità di donare a chi non può donare in settimana e ci sono le donazioni domenicali. Abbiamo una sede in via Colonnello Franceschi 42, si può andare a donare anche al centro trasfusionale di Lavagna e noi siamo su tutti i social, siamo su Facebook, siamo su Instagram, abbiamo un sito internet, ci potete contattare, oggi siamo in diretta su Facebook a tratti e potete trovare le nostre informazioni, contattarci, siamo sempre disponibili telefonicamente, via messaggino, usiamo molto WhatsApp per comunicare con i nostri donatori, è un mezzo molto veloce, diretto, loro paiono gradire, quindi speriamo che stasera arrivino in tanti, io spero che sia veramente un grande successo questa manifestazione, non solo per noi ma anche per la Fides e per tutti quelli che hanno avuto la sensibilità negli anni di donare il sangue. Ecco, 2 note tecniche se è possibile. Il nostro comprensorio, le nostre ospedali del Levante hanno sufficienza come sangue oppure ci sono delle richieste magari urgenti? Com'è la situazione? Stiamo aspettando la carenza di sangue estiva, arriva tutti gli anni, quindi arriverà, ci chiamerà il San Martino, ci chiameranno gli ospedali dicendo che sono in difficoltà e dovremo coinvolgere maggiormente i nostri donatori. Per adesso il Levante sta un po' meglio di Genova, però Genova raccoglie e gestisce la situazione di tutta la regione. La regione, come sappiamo, è una regione anziana, è una regione con delle problematiche topografiche particolari, per cui non è facile andare a donare. Quest'anno abbiamo avuto già un paio di episodi di carenza di sangue a gennaio per l'influenza, erano tutti malati, e poi per altre situazioni, quindi insomma noi l'attenzione è sempre molto alta, cerchiamo di non chiamare inutilmente i nostri donatori, di non sollecitarli troppo ma solo nei momenti giusti, ma i nostri donatori sanno che la donazione è periodica, libera. Periodica, i tempi consigliati quali sono? Tra una donazione e l'altra bisogna aspettare almeno 3 mesi e la donazione è possibile farla massimo 4 volte all'anno per gli uomini, massimo 2 volte per le donne, quindi la cadenza corretta per le donne è ogni 6 mesi. Quindi i nostri donatori sanno che tornano regolarmente a donare. Una cosa importante che vi dico, adesso è estate, si approssimano le vacanze, alcuni territori nel mondo sono portatori di alcuni veicoli come le zanzare che veicolano alcune malattie, quindi quando si torna in Italia può essere che venga consigliata l'astensione dalla donazione per 1 mese, per alcune nazioni anche 6 mesi, quindi chi volesse andare a donare in questo periodo lo prego di informarsi eventualmente su dove va e sulle possibili provvedimenti che verrebbero presi dopo e magari di andare a donare prima, se è compatibilmente con l'aspettare 3 mesi eccetera. Andate a donare prima, vero Alicina? Alice l'anno scorso è andata in Brasile, questa meditazione le è un po' sfuggita e tu è andata a donare quando è tornata, però ecco, tipo il Brasile quanti erano i mesi da attendere? Ma il problema non era il Brasile, erano le vaccinazioni. Okay, comunque erano 6 mesi. Allora abbiamo capito, chi va a fare un viaggio lungo, extra Italia eccetera, esatto. Prima si va a donare e poi si viaggia. Era proprio quello che vi suggerivo, prima donate e poi viaggiate serenamente. Bene, Ma la salute dei donatori prima di tutto, mi raccomando. Bene, allora complimenti e buon compleanno. Grazie, 60 candeline, le spengo volentieri, grazie.
Allora anticipiamo qualcosa dello spettacolo di stasera. Capito? Anticipiamo, allora... Intanto siete qua per l'Avis, no? Qua per l'Avis, almeno il motivo è serio, poi per il resto siamo qua. Perché voi non lo siete tanto. Noi seri non tantissimo, però vuol dire, siamo qua per l'Avis, siamo qua per fare una Anche sera... la Fidas, cioè, perché poi È vero. non facciamo figli e figli. Bravo. Siamo gli stessi per dire una cattiveria. No, la Fidas, certo. No, quindi venite, poi soprattutto donate sangue, sacchettate, mi raccomando. Possiamo sbagliare entrata libera, che venite, vengono per forza, entrata libera e Liguria sono di molto sensibili. In effetti essendo a Chiavari, entrata libera, Conta qualcosa. secondo me pompa a manetta. Però siete liberi poi di donare ad Avis dei grigioni da 5 euro, dei gamberoni da 10, degli aragostoni da 50 anche. Chi può lo faccia. Allora, si lamentano sia Avis che Fidas che non hanno giovani. Cosa diciamo ai giovani? Comunque, veramente, adesso al di là delle battute, cioè in Liguria trovate i giovani che diano sangue o che non diano sangue è difficilissimo, Nel senso... Però in effetti forse va instillata un minimo di cultura di questa cosa, soprattutto nelle giovani generazioni che sono molto digitali, sono molto attaccate ai telefonini e ai tablet, sono lì da lungo a sciaccare bumelli e in effetti poi... per esempio bisognerebbe sottolineare per i giovani che essendo giovani magari hanno comportamenti sessuali anche a rischio, no? Che fare una donazione di sangue comporta che poi hai uno screening dei tuoi valori ematici, quindi gratuito Per fare le analisi gratis. Sì, va bene. Perché non usciamo da sto confine della Liguria, se non è gratis non ci guardiamo neanche. No, adesso non esageriamo, perché poi anche in Liguria si dice così, ma ma no, infatti stiamo scherzando, sappiamo che abbiamo un grande cuore noi liguri, ma soprattutto poi con l'opportunità appunto di dare seguito a queste parole, cioè di fare veramente del bene. Quindi in realtà i ragazzi vanno forse sensibilizzati e nelle forme giuste, corrette. Noi cerchiamo di essere un veicolo di questo tipo, cioè facendoci 4 risate a volte su un argomento fai anche qualche ragionamento in più rispetto a un discorso magari più formale o più bacchettone, no, della cosa. Quindi noi inviteremo i ragazzi in piazza e tutti quanti a donare sangue, ma credo che poi vada fatto anche da parte di Fidas e di Avis e lo stanno facendo con noi nella maniera giusta. Ma parliamo ancora di vantaggi nel donare, perché comunque i vantaggi sono tanti, a parte una colazione, credo ci sia una bella colazione abbondante, buona, ma soprattutto chi dona può stare a casa dal lavoro ed è giustificato. Non è neanche Ligure. Ma è una cosa che ha fatto i 5 Stelle questa? O è no, è sempre stata così, me l'ha detta Casalino che dona, infatti. Ma è vero, è stato un ragionamento intelligente, perché colazione è un giorno di festa. Cioè bisogna sapere che cosa c'è in gioco, non è che vai lì, ti levano 20 CL di sangue e basta. Però non deve essere questo do ut des. Bravo, vedi che perché bravo. sennò, ragazzi, allora però attenzione, il do ut des fa girare il mondo, quindi anche questo è importante. Bravi. Grazie. Ciao. Fidas, Avis. Carlo, una vittoria importante ma soprattutto con una dedica particolare. Sì, questa qua è una vittoria dedicata a tutta la mamma che purtroppo 2 settimane fa ci ha lasciati così, senza preavviso. Però questa cosa qua mi ha dato uno stimolo ancora di più per correre ancora più forte, superare i miei limiti, che ho ancora tanto da dare. Come ti sei trovato su questa pista? Allora, io a Chiavari, a me questo posto, come dicevo prima, mi piace tantissimo, mi piacciono tutte le gare, mi piace l'organizzazione, mi piace il posto e anche alla mia mamma piaceva tantissimo questo posto qua. Infatti se fosse stata ancora qui sarebbe sicuramente venuta a vedere la gara, perché lei piaceva tantissimo vedermi correre. Difficoltà del percorso? Ma secondo me questo qua è un percorso velocissimo, cioè peccato che è una gara fatta a giugno, perché secondo me se fosse una gara fatta a novembre, febbraio, marzo sarebbe una gara dove si può correre veramente forte, perché è una gara dove si corre bene, è un bel percorso. 21 km fatti in un'ora e qualcosa. Sì, allora io
non è proprio la mia distanza, perché io sono più da 5.000, 10.000. Però oggi stavo bene, sono partito in controllo 3.25, volevo partire piano perché poi col caldo, e alla fine sono riuscito a correre bene, in progressione, stavo bene, sono contento. Sei pensato primo? No, sono partito al primo giro, avevo forse 20 secondi, tutti ce l'avevo. Però poi ho visto che pian piano li prendevo e ho preso il mio ritmo e poi l'ho presi a metà del secondo giro, l'ho staccati subito, stavo bene, sono andato via da solo e via. I tuoi prossimi impegni? Adesso vorrei fare un po' di pista perché a me piace tantissimo la pista e vorrei fare qualcosina in pista. Allora complimenti, sarà contento l'allenatore? Sì, sicuramente. Siamo riusciti a fare un bel traguardo, un bel obiettivo che diciamo inaspettato perché non abbiamo veramente preparato la mezza, abbiamo preparato gare più corte, però questa ci è uscita, abbiamo corso secondo me con intelligenza e si merita tutta la vittoria e sono felice per lui. Lui è il mio grande motivatore, lui conosceva bene la mia mamma e ho bisogno di lui per andare avanti. Bene, una società di Genova importante. Sì, è vero, sì, sicuramente è stata una bella vittoria per la nostra società e per la città di Genova. Grazie. Complimenti Carlo. Grazie. Abbiamo i due vincitori, sia femmine che maschi, della Family Round 7 km. Stefania, Sì, com'è andata? è andata bene. Fortunatamente non ero tanto stanca da ieri sera perché abbiamo fatto un'altra gara e è stata bella. Sì, ma a me piace molto l'asfalto, quindi... Siete divertiti? Sì. Ma sei, insomma, vai spesso a correre? 5-6 volte alla settimana. Allora sei una professionista. No, mi piace proprio, sì. Bello. Quanti chilometri fai in genere? No, adesso ci stiamo allenando per i 10 km, quindi dipende dalle uscite, comunque non più di 13-14. 7 chilometri in quanto tempo? Ho messo 30, non so, non ho neanche visto, 32. Insomma intorno alla mezz'ora. Sì. Invece abbiamo il vincitore alla parte maschile dei 7 km. Per te com'è andata? È andata molto bene, mi sono divertito, ho visto anche altri correre, quindi mi piace correre insieme a tutti gli altri, quindi dico che mi sono divertito. Ma tu eri già allenato a queste cose oppure ti piace correre così? Prima mi allenavo, poi un po' ho smesso, mi allenavo con la mia mamma, poi ho smesso e oggi stamattina i miei amici mi hanno detto c'è Family Run, c'è Family Youth. Ok, ho detto a mio papà di iscrivermi e mi sono iscritto stamattina e sono venuto a correre. E sei arrivato primo? Sì. Ma con quanto distacco dal secondo? 31 secondi? 31 minuti. Ci hai messo 31 minuti e il secondo? Secondo non lo so. Era vicino a te oppure? Era vicino a te? Chi? Quello che è arrivato secondo? No, non l'avevo visto. Poi lui mi ha detto, è un mio amico, ci siamo conosciuti, è arrivato, mi ha detto, forse sono io il secondo, forse sono terzo, mi ha detto. Io ho detto, Bene, allora complimenti, sia a Stefania. Grazie. Grazie. Ho sentito che non sapevi che eri prima. No, non me ne sono accorta, perché c'erano anche le staffette. Bravi, dai. E com'è andata? È una gara dura, C'è un cavalcavia da ripetere 3 volte
Comunque un bel percorso. Complimenti a tutti. Sei allenata per queste cose? Abbastanza, va. È la prima volta che faccio la gara qui a Chiavari. Che percorso hai trovato? È duro ma bello. Ti alleni tanto durante la settimana? 4 volte. Bene, allora complimenti. Grazie. Abbiamo i due cuori della gran serata a Chiavari. Sì, Daniela e Roberta. Siamo molto contente, abbiamo avuto tantissimi iscritti, tantissimi partecipanti, abbiamo superato credo 1 migliaio di adesioni alle diverse competizioni e compresa anche la Family Run. Siamo davvero contenti, speriamo che gli atleti siano tutti contenti, perché noi va bene contenti, ma devono essere contenti gli atleti, così da avere un buon ricordo e tornare alle nostre manifestazioni. Sì, c'è tantissima gente di tutte le età. Di tutte le età, certo, dai bimbi piccini alle persone un filo più âgé che si divertono correndo e si tengono in forma e amano questo sport che è davvero bello, si sta bene, si sta all'aria aperta, è proprio bello. Tanta roba. Anche un grande staff con una maglietta tutte uguali, insomma tantissimi per le strade, per il ristoro finale, insomma avete organizzato tutto bene. Sì, è una cosa che non è facile, diciamo, da organizzare, comunque da iniziare. Adesso noi siamo al 4º anno e devo dire che tanti amici ormai ci seguono e ringraziamo, perché ricordiamo che sono tutti volontari, tutte le persone che trovate sul percorso sono tutti volontari e sono fondamentali per noi, cioè per realizzare la cosa, ma anche per la sicurezza degli atleti, perché senza di loro non potremo fare assolutamente niente. Quindi è proprio un grazie di cuore. Tra l'altro Roberta, anche dal punto di vista sportivo abbiamo visto anche difatti chi ha vinto, gente da fuori, gente che è abituata a fare queste maratone. Sì, sono atleti che partecipano abitualmente a queste manifestazioni, ci sono dei nomi importanti per il territorio ligure e non solo, perché abbiamo anche persone che non vincono solo a livello ligure ma a livello italiano, e mi sembra che anche un master a livello europeo sia arrivato terzo alla 7 km, ma insomma sono nomi importanti, non li ripeto in questo momento perché sicuramente li sbaglierei. Allora, complimenti e appuntamento alla prossima stagione, via. La prossima puntata. Il prossimo appuntamento è il 1° novembre per la 10 km, la 4ª edizione. E vi aspettiamo tutti gli atleti e soprattutto tutti i ragazzi che collaborano con noi. Insomma, non vi fermate mai? No, al 1° novembre in Piazza Mazzini, la partenza. 10 km. 10 km. Dopo la corsa serve il ristoro e questo è anche ricco. Certo, e dobbiamo ringraziare le persone che ci assecondano in questa cosa qui, come diverse attività della zona. È una cosa che loro partecipano volentieri e ringraziamo più che volentieri. Lei è socio fondatore di questa idea? Uno dei 4 soci fondatori di questa associazione che abbiamo fatto qualche anno fa per cercare di vitalizzare un po' la nostra zona. Ecco. Tutto qui, poi non c'è nient'altro visto che oramai si corrono tutti, perché no? Fare un'associazione. Ci siete riusciti in 4 anni? Sembra di sì, si è un po' sviluppata negli anni, ben venga, speriamo che continui a crescere. Ecco.
Michele, tra le altre cose, questa sera eri davanti che dava il via con la macchina. Mi hanno chiesto di essere un po', diciamo, l'apripista e di seguire i primi. È stata una bellissima esperienza, bella. Si entra proprio nel cuore della città con la macchina, che è una cosa che non... macchina elettrica ovviamente. No, bella esperienza, direi che è ben riuscita la manifestazione, tanti volontari come me, ma tante persone proprio in prima linea, proprio solo per il piacere così, per l'amore della corsa, dello sport. È una passione che corre in rete, credo, no? Perché in pochissimi anni sta arrivando gente da tutte le parti. Assolutamente sì, assolutamente sì. Diciamo un po' la prepista è stata la mezza delle due perle con Fennelli, che è stato bravissimo a organizzare, e adesso Chiavari si vuole proporre un po' come, non come alter ego, ma proprio anche come un'altra realtà, e mi sembra che ci stia riuscendo bene, perché quest'anno adesso c'erano circa 500-600 iscritti alla mezza, più insomma tutta la Family Run e le altre, insomma quasi circa 1 migliaio di persone, ecco, poco meno, ed è, direi, un bel risultato, ecco, questo. Vedere tanta gente nei nostri carruggi, insomma, non si vedono sempre. Non è male, è una cosa che fa piacere, ecco. Poi fa piacere per un gruppo di amici come siamo noi, che la cosa è nata principalmente perché siamo un gruppo di amici che abbiamo pensato questa cosa e fortunatamente sta riuscendo, forse ci abbiamo indovinato. Una grande manifestazione, tanta gente coinvolta, ci sono state tante persone chiavaresi ma anche tanti da fuori. Sì, è stata una manifestazione partecipata, mi hanno detto 1000 iscritti, perciò un grandissimo successo. Ringrazio naturalmente l'SD Chiavari Outdoor che ha organizzato la manifestazione patrocinata appunto dal Comune di Chiavari. Sì, sono belle cose, si è tutti coinvolti, magari si dà un po' di disagio per le strade, però poi alla fine è anche poco tempo. Un pochino di disagio sì, però ne vale sicuramente la pena, e poi soprattutto ci tengo a sottolineare che questa manifestazione comunque dà il via all'estate chiavarese, perciò è un'occasione anche per i cittadini di Chiavari, ma anche per i turisti, di vedere attraverso anche questa maratona degli scorci bellissimi della nostra città in uno dei giorni comunque più lunghi dell'anno.